Nella bara, sotto un cuscino di rose bianche, la sciarpa dell'Inter, la sua squadra del cuore. Ad attenderlo una folla commossa. I funerali del ventenne Matteo Gava sono stati celebrati nella frazione di Campo Bernardo, a Salgareda, la chiesa dove Matteo era cresciuto e si era sempre distinto dando una mano alla comunità. Le parole di Don Corrado durante l'omelia hanno cercato di confortare lo straziante dolore dei familiari, della madre Silvana, il papà Roberto e il fratello Mauro. Matteo era un ragazzo troppo giovane per morire. Lo abbiamo pensato tutti, lo abbiamo detto tutti, troppo giovane. Matteo aveva ancora tutta la vita davanti a sé. Un ragazzo che amava la vita, un ragazzo sempre con il sorriso, pieno di sogni, pieno di progetti, come è giusto che sia per un ragazzo di 20 anni. La morte per noi è sempre ingiusta, ma quando arriva così improvvisa per colpire un ragazzo giovane, pieno di sogni, pieno di progetti, questa morte sembra ancora più ingiusta, più incomprensibile. Matteo è fra le vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Brettella fra San Donà e Noventa di Piave. In macchina con lui c'era Chiara Brescaccin, 23 anni, che da circa un anno viveva a Eraclea e le cui esequie si sono svolte nella chiesa di San Mauro a Noventa di Piave. Alla guida dell'altra auto c'era la 25enne Giulia Bincoletto. Il suo funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Chiesa Nuova, nella frazione di San Donà. Fuori dalla chiesa ad attendere il feretro i suoi amici, che hanno liberato in cielo dei palloncini bianchi con un applauso. Un ultimo caro saluto a Matteo, anche lui volato in cielo.